L'Ogliastra è un territorio molto particolare, per secoli definito l'isola nell'isola, un territorio chiuso che aveva e ha necessità di un punto d'incontro politico, amministrativo e non solo. E questo punto d'incontro nel tempo è stato trovato nella provincia. Una provincia che è nata, che è durata pochissimo e che negli ultimi 15 anni ha subito un periodo di commissariamento che veramente ci ha lasciato indietro. Per 15 anni abbiamo perso una marea di opportunità perché l'Ogliastra non è stata in grado di far sentire la propria voce. Noi speriamo oggi, con questa ripresa, con questa rinascita dell'ente intermedio, di poter far sentire di più e meglio la voce di un territorio unito. Parlare di sviluppo in Ogliastra può essere molto complesso, al tempo stesso può essere anche molto semplice. È molto complesso perché mancano quelle che definisco delle precondizioni normali, ordinarie, che invece ci sono in altre zone, non solo della Sardegna, ma soprattutto del continente. Penso principalmente al sistema dei trasporti, alla viabilità in particolare. È da decenni che si sta provando a sviluppare una viabilità più idonea a mettere in collegamento l'Ogliastra col resto dell'isola e soprattutto a causa delle lungaggini burocratiche non si riesce a portare a termine un sistema infrastrutturale. Questo pesa moltissimo in un territorio che è bellissimo, variegato, ma crea dei problemi in termini soprattutto di presenza di servizi. Pensa a quello sanitario in particolare, quello della giustizia e della necessaria logistica per favorire lo spostamento delle merci. Però potrebbe anche essere molto semplice, perché abbiamo a disposizione dei tesori che altre realtà non hanno. Il territorio è variegato, ci si sposta dal mare con le coste più belle del mondo, con alcune delle spiagge che sono state riconosciute come le più belle del mondo, sino alla montagna sarda, il cuore della Sardegna, il Gennargentu. E questo territorio complesso variegato è una delle 5 blue zone del mondo, con una evidenza scientifica ormai comprovata. È un territorio che chi vive o anche chi lo frequenta vede immediatamente la presenza di questo dato, perché vediamo cose belle, perché c'è una rete di protezione sociale molto importante nei villaggi, io li chiamo così, dell'Ogliastra, perché c'è un'attenzione alla qualità della vita. Il successo dell'Arbatas Park è dovuto a una mia antica passione, nel senso che è antica da 70 anni, perché io ho sempre amato natura e animali come prima cosa, e quindi prima timidamente, nel senso che c'era qualche animale che facevamo vedere ai clienti, e poi alla fine è diventata un'attività prevalente, quando proprio gli alberghi nostri, Telis, Calamoresca eccetera, hanno cambiato nome e sono diventati Arbatas Park, è stato proprio l'aver inserito un parco naturale. E poi non solo un parco naturale, ma anche tante attività artigianali e diciamo reali della Sardegna. Facciamo le feste con tutti gli artigiani, abbiamo tutti i negozi degli artigiani, quindi è un collegamento del territorio che praticamente funziona molto bene, turismo e cultura e artigianato sardo. La famiglia, a seconda del lucro familiare e anche dell'importo che vuole pagare, può scegliere dalle suite, che sono la tipologia più cara, che arrivano medialmente anche a 800 euro a notte, poi ci sono i cottage, che è la seconda tipologia più lussuosa, tra virgolette, che invece andrà intorno ai 300-400 euro a notte. Poi abbiamo altre tipologie, una per esempio dedicata alle coppie, perché è una camera piccola, bella, sul mare, con una vista unica, però con un letto matrimoniale. Nel 2019 abbiamo partecipato a un concorso che era il miglior eco-resort d'Italia, poi abbiamo partecipato a quello d'Europa e infine abbiamo partecipato a quello del mondo. E abbiamo vinto, lasciatemelo dire, penso anche continueremo a vincere, perché abbiamo delle cose in più.
Cioè ecoresorte vuol dire ecologia, noi facciamo tutto noi, tutto quello che cresce qua dentro l'Arbatas Park viene riutilizzato. L'Arbatas Park è composto da 1000 camere, di cui 100 dedicati ai dipendenti, e dà lavoro a 500 persone, 2000-2500 clienti in casa, con un lavoro per 500 persone. La provenienza dei turisti, mentre fino agli anni ante-internet, chiamiamoli così, quindi prima del 2000, era 99,9% italiani. Adesso abbiamo 47 nazionalità. A questo progetto, che è un progetto che è praticamente in piedi da 62 anni, Arbatas Park, si aggiunge adesso il progetto Giana, che è sostanzialmente un borgo di artigiani. Un borgo di artigiani saranno circa 40-50 artigiani che avranno sopra i loro laboratori, addirittura avranno anche un alloggio per loro, per portarsi le famiglie, e poi abbiamo praticamente circa 800 appartamenti con angolo cottura, quindi case, appartamento vacanze, residenze turistici, alberghieri, non alberghi, ma abbiamo circa 400 appartamenti destinati a quelli e altri 400 destinati invece alla vendita, sia alle persone residenti qua oppure a quelle che vogliono venirci per risiederci. La Scientific Materials Europe nasce nel 1997, è nata per valorizzare un'idea. Parte dal fatto che il sottoscritto, di professione allora solo odontoiatra, medico odontoiatra, cerca un laser per le applicazioni e per le cure dei propri pazienti. Partendo da questo, quindi nel panorama dei produttori di laser, conosco un signore che mi vuole vendere un laser e nel vendermi il laser mi propone un'idea. La risposta immediata è stata quella: sì, l'idea mi piace, visto che si è pochi, però la devi mettere a frutto in Sardegna. L'idea di portare del lavoro e della competenza sul mio territorio mi ha stimolato, ed è stato quello il meccanismo che ha fatto sì che questa sia nata a Tortolì e non da altre parti. Questo è il prodotto finale di anni di studio e di lavoro. Fila Roputo Materials oggi è l'evoluzione di quello che era nel 97 Scientific Materials Europe, un'azienda nata con l'idea di produrre componenti per laser e poi è finita anche per farseli laser, perché è in grado anche di fare i laser, la Fila Roputo Materials. Che oggi questa azienda, una delle 5 aziende al mondo, o 4 aziende al mondo secondo altri, che si occupa della tecnologia avanzata per la fotonica, quindi costruisce i componenti per le onde gravitazionali, per la fisica nucleare, per la scintigrafia, per l'ottica, o meglio fotonica avanzata, che in gergo si dice per quell'architettura e quelle macchine e quei sistemi altamente sofisticati che usano la luce come fonte di alimentazione. Si chiama fotonica avanzata. E la professionalità che manca è quelli che studiano la materia, i fisici della materia, quelli che devono essere più che i cultori della materia, chiamiamola così, perché non ci sono parti o argomenti che non possano essere affrontati sul nostro territorio. Ci vuole un po' di buona volontà, un po' di disponibilità a capire e studiare l'evoluzione dei materiali. Oggi noi diamo lavoro a 25 persone, potremmo essere 50, 60, perché oggi noi non riusciamo ad evadere le richieste che ci arrivano. La cooperativa pescatori Tortolì è nata nel 1944, è stata fondata da 13 pescatori di 3 ponzesi e 10 di Tortolì.
È nata dopo tante battaglie, perché hanno vissuto anche dei momenti, insomma, un po' critici. Appunto lo stagno però era una risorsa ricchissima e quindi per l'appunto hanno deciso di fondare questa cooperativa. Peschiamo orate, spigole, triglie, mormore, anguille, muggini. I muggini, siamo famosi anche per i muggini della Bottarga e quindi siamo conosciuti, diciamo, non solo in Sardegna ma anche in tutta Italia. Oggi siamo dei grossi allevatori di ostrica, siamo i primi in Italia. Oggi occupiamo una forza lavorativa di 40 soci, attualmente assumiamo anche una 60 di stagionali e quindi diciamo una buona forza lavoro, una buona forza produttiva. Nel rispetto della sostenibilità, il nostro pesce è assolutamente selvatico, ci teniamo a precisarlo perché comunque quindi il pesce, non essendo allevato, mangia quello che trova nella laguna. Non ci occupiamo solo di pesca ma svolgiamo tantissime attività, quindi abbiamo un centro di educazione ambientale, tra le nostre attività facciamo turismo esperienziale. Quindi i nostri ospiti che vengono a trovarci visitano la nostra laguna, facciamo visitare il momento, insomma, della pesca, poi da lì possono anche vedere appunto la trasformazione del pesce che viene trasformato, lavorato e poi, diciamo, cucinato, portato sulla nostra tavola, e da lì possono fare un altro viaggio esperienziale, perché non si tratta solo di gustare, ma proprio di assaporare, è qualcosa di particolare che si deve provare. L'oleificio Pelau prende il nome dal fiume Rio Pelaumannu. Siamo tra i territori di Cardedu e Ierzu. Ierzu, famoso per il canonau di Ierzu, prende idea da mia nonna, che era una produttrice di olio e aveva un sogno nel cassetto, quello di non portare più le olive a mano con la gobba verso tutti i frantoi di Ierzu, che è famoso anche per la produzione di olio, come tutta l'Ogliastra, che prende il nome da Olgiastu in sardo, quindi terra di olivastri. L'oleificio è un'azienda innovativa perché recupera tutti gli scarti, oltre a produrre olio ovviamente biologico, produciamo biogas, biomassa e pellet. Tutti gli scarti vengono riutilizzati per concimare i terreni, sia di vite che di ulivo. È un'azienda incentrata sul futuro, facciamo molto turismo dell'olio, accogliamo turisti a tutto il mondo, e quando diciamo tutto il mondo è veramente così, dalla Germania alla Svizzera all'Austria, quindi non solo Europa ma anche America, Islanda, Algeria, Tunisia, anche paesi asiatici come Osaka. Facciamo degustazioni, facciamo conoscere le cultivar, facciamo conoscere lo stabilimento, perché le domande frequenti sono: come nasce l'olio? Quindi l'olio non è solo un condimento per l'insalata, ma è un condimento culturale. Noi difendiamo il territorio, tutte le nostre cultivar, quindi la biodiversità italiana, tuteliamo il reddito degli olivicoltori, perché se noi riusciamo a venderlo a un certo prezzo tuteliamo chi lo produce, e poi preserviamo la qualità. Siamo in terra di salute ed è giusto che il nostro olio venga riconosciuto come un olio che dà una reputazione a un territorio. Ricordiamoci che la nostra cultivar è ricchissima di polifenoli, che sono le sostanze organolettiche che hanno le proprietà benefiche sul cuore, sul corpo, sul cervello, abbattono il colesterolo, quindi è un olio che fa bene e dobbiamo saperlo difendere. Da qualche anno a questa parte siamo anche produttori di vino Canonau, siamo nella sottozona del biotipo Ierzu, siamo in collina, ma Ierzu poi si espande per tutta la montagna, noi siamo sul mare. Il nostro vino è un vino che rispecchia tutto il terroir, quindi i profumi della marena, la ciliegia, tutta la macchia mediterranea,
I miei genitori sono di Jerzu, quindi continuiamo la tradizione. Stiamo costruendo una scuola dell'agricoltura, che era la vecchia scuola di Josto Miglior, l'abbiamo riportata in avanti. La nostra idea è portare tutti i ragazzi in Erasmus, sia europei che internazionali, far non solo didattica, perché tutte le università oggi fanno solo didattica, e la nostra idea è avvicinarli piano piano sempre di più all'agricoltura, quindi fare i corsi, oltre che sommelier, perché mancano guide enotturistiche, guide oleoturistiche, portarli proprio nei campi, quindi fare una sorta di università del gusto che si assomiglia molto a Pollenzo, quindi le Langhe. Secondo me il futuro dell'Ogliastra potrebbe essere i giovani che iniziano a fare rete, iniziano a collaborare, perché la ricchezza che noi abbiamo, tipo io sono una persona che ha molte idee, secondo me va condivisa e non bisogna neanche avere paura dell'altra persona che potrebbe rubarti l'idea, perché se tu tutto il tuo background lo comunichi, diventa una ricchezza condivisa. Io non so quanto durerò negli anni, mi auguro di arrivare a 100 anni, ricordiamolo che siamo in terra di longevità, ma vorrei che tutto il mio bagaglio culturale fosse continuato dagli altri, cioè i nostri ulivi rimarranno qua tra 100 anni, noi non ci saremo più, ma se quello che è seminato nel tempo verrà continuato dagli altri, viene portato avanti il valore della comunità che noi stiamo piano piano radicando. Ecco perché il Kasher ci è stato assegnato, perché abbiamo uno spirito di comunità che comprende tutto il territorio. Il sapore d'Ogliastra nasce dall'idea di voler produrre e far conoscere fuori dall'Ogliastra il nostro prodotto tipico, il principe della cucina culinaria, che sono i culurgionis. Non è stato inventato nulla, perché il culurgionis esiste da secoli. L'unica cosa che abbiamo fatto noi è di dargli un certo vestito e portarlo fuori dall'Ogliastra, fuori dalla Sardegna. Il culurgionis è conosciutissimo, è richiestissimo, ma la cosa che mi fa molto piacere, essendo io il presidente del consorzio di tutela dei culurgionis d'Ogliastra IGP, è che è richiesto il culurgionis col marchio IGP. Quindi doppia soddisfazione, diciamo, soddisfazione per l'azienda che conduco e soddisfazione anche per il consorzio dei culurgionis d'Ogliastra IGP. Oltre ai culurgionis, l'azienda produce anche Sevasa di Sardegna IGP, perché anche le Sevasa hanno il marchio IGP da 2 anni. Produciamo anche il Maloreddus, i ravioli di ricotta e i ravioli di patate, e produciamo parecchie, sono molto apprezzate anche le pardure. Siamo nati nel 2004, quindi praticamente in 20 anni siamo riusciti tra virgolette, a fermarci sul mercato nazionale con un buon risultato. Allora, l'azienda, ripeto, in questi 20 anni ha dato lavoro a 25 famiglie, quindi da noi lavorano 25 collaboratori. La cosa mi dà molta soddisfazione, perché ritengo questo fenomeno la vedo come una diga allo spopolamento del territorio Ogliastra. Il territorio Ogliastra sappiamo che purtroppo sta costantemente in diminuzione dal punto di vista demografico, e che dà seri problemi anche per reperire manodopera, ad esempio. Quindi è un invito che faccio sempre a chi è nel territorio di cercare di restare qui, creare posti di lavoro per dare sviluppo al territorio. È una dimostrazione anche che si può fare, se si fa impresa in questo territorio, si può fare ovunque. La struttura nasce negli anni 70 con un ristorante a conduzione familiare, si va avanti nel tempo per vari anni con questa conduzione e si chiamava Venezia. Mio padre, essendo veneto, noto ristoratore, aveva deciso di chiamarlo Venezia in onore della sua patria natia. Io, quando l'ho rilevato poi nel 2012, ho pensato di dargli un'identità più territoriale e soprattutto un contesto anche
più moderno nel discorso di ricerca sul web marketing. Ho acquistato il dominio Hotel Ogliastra, che tutt'oggi è di mia proprietà, e diciamo che abbiamo una bellissima indicizzazione sul motore di ricerca. Le nostre camere sono tutte molto ampie, con tutti i servizi di ultima generazione, smart TV, serrature elettroniche, cassaforte per laptop, c'è tutto ciò che una doccia ed un massaggio, vasche, c'è tutto quello che uno può richiedere. Abbiamo le varie tipologie di camere che, quindi ripetendo, sono la quadrupla biloccale, la tripla, la doppia e la deluxe con balcone, quindi abbracciamo tutta la tipologia della clientela tipica che puoi avere. Stiamo incrementando ancora di più col servizio ristorazione, che è di ultima apertura, stiamo ultimando la cucina che ormai è completamente finita e andrà in apertura per il 2025. Abbiamo creato un polo benessere con un centro benessere con area fitness, con attrezzi, sauna e poltrone massaggianti, che a breve andremo a integrare anche con le vasche idromassaggio. Di prossima integrazione ancora di più ci sarà lo stabilimento balneare, ma stiamo aspettando che vada tutto a bando come di nuova normativa, e quindi diciamo che il nostro pacchetto poi sarà completo nel contesto lavorativo invernale, perché offriremo comunque un punto stabile tra mare e montagna, perché l'Ozzorai ricordiamo che ha mare a 700 metri e le montagne del Gennargentu a 8 km circa, quindi hai la possibilità di fare trekking, spiaggia, snorkeling, tutto ciò che concerne gli sport all'aria aperta. La scelta di proseguire nel lavoro di mio padre non è stata data tanto da un discorso di un'attività familiare che tu vuoi portare avanti. Io è da ragazzino che sono qui dentro e che ci lavoro. A 12 anni ero dietro quel bancone a fare caffè a tutti i miei clienti della struttura, che gradivano il caffè fatto da me, non volevano che lo facessero altri, proprio perché lo facevo con passione. Nella stessa logica il proseguo dell'attività, oltre che dare rispetto a mio padre che l'ha creata, ma è un discorso mio di passione. Questo è un mestiere che, se tu non hai passione o capacità o voglia di interagire con le altre persone, non puoi farlo. Sì, siamo nella necropoli delle Domus de Janas di Genedremonti e Tracucu, qui all'Ozzorai. È una necropoli appunto di Domus de Janas, riconosciute nel mese di luglio 2025 dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Il riconoscimento è avvenuto sulla candidatura presentata dal Ministero della Cultura insieme a varie enti, istituzioni della Sardegna, presentando questo sito seriale appunto. Questo dove ci troviamo adesso consta di 15 Domus de Janas complete, più diverse altre che sono state iniziate e poi non terminate, almeno 2 o 3, ma ultimamente ne è stata scoperta anche una nuova. È un sito molto importante per questa zona, perché in Ogliastra per numero e consistenza non ce ne sono altri di questa dimensione, e in tutta la costa orientale è difficile trovare un sito come questo. Il sito è fruibile perché c'è un percorso percorribile in maniera abbastanza agevole che si snoda attraverso queste colline, quindi è abbastanza facile da visitare, ma in quest'ottica come amministrazione abbiamo elaborato un progetto di valorizzazione del sito che comprende un compendio ben più ampio. Infatti l'abbiamo chiamato come progetto di valorizzazione del parco naturalistico e archeologico di Tracucu e del Suvadentino. Quindi, partendo dalla visita di queste 15 Domus de Janas, il sentiero prosegue attraverso le campagne fino ad arrivare al bosco di Suvadentino, che è un bosco, una lecceta molto fitta che arriva fino a lambire le pendici del nuraghe Corongiu. Quindi abbiamo studiato questo percorso che, partendo dalla Domus de Janas, arriva fino alla lecceta di Suvadentino, arriva al nuraghe Corongiu, riscende ad Anello fino a tornare qua. Tutto questo passando tra terreni coltivati, oliveti, mandorleti, vigne.
Altri monumenti importanti all'Lozzorai sia dal punto di vista storico ma anche per i lozzoraesi in sé, perché sono un po' luoghi simbolo della nostra identità, sono la vecchia chiesa di Sant'Elena, che si caratterizza per un campanile a vela molto caratteristico e risale al 1200, Castello di Medusa o Castello d'Agugliastra o Castello d'Ogliastra. È un castello che sorge all'ingresso del centro abitato, vicino alle sponde del Rio Girasole, in cima a questa collina che domina a 360 gradi tutta la piana. Era un avamposto, nasce sicuramente come avamposto strategico e militare, e poi nel tempo è stato sempre oggetto di contese importanti tra pisani, aragonesi. C'è anche una suggestione legata al fatto che poteva essere anche la sede del quinto giudicato sardo, quindi diciamo che molti studi stanno approfondendo questo aspetto. Certo è che compare in numerosissime cronache legate alle battaglie del territorio, perché presidiava una zona importantissima come quella dello stagno di Tortolì e Girasole, che probabilmente era anche sede di un antico porto di Sulci. La cooperativa Golorizè nasce 35 anni fa, proprio con lo scopo di far conoscere questo territorio a migliaia e migliaia di persone. Non è stato facile perché siamo partiti con una serie di difficoltà, all'epoca non c'erano i mezzi che ci sono adesso per farci conoscere, per far conoscere il territorio. Oggi è sicuramente molto più facile. Abbiamo dovuto sgomitare parecchio, accompagnando diversi giornalisti per far conoscere questo territorio e soprattutto far conoscere anche la nostra azienda. Cala Golorizè, noi abbiamo dato il nome alla cooperativa Cala Golorizè perché già allora, nel 1991, la ritenevamo una delle spiagge più belle di questo golfo di Orosei. Non potevamo parlare del mondo noi, ma comunque del golfo sicuramente, e quindi noi volevamo essere belli quanto questa spiaggia. Nel 2025 poi naturalmente è stata votata la più bella del mondo, ma l'anno scorso già anche Cala Mariolo è stata votata, che per noi è Ispuli Gidenie, è stata votata la seconda più bella del mondo. Allora, il nostro territorio è predisposto a diversi itinerari molto facili ma molto anche impegnativi. Cioè, se vogliamo raggiungere le escursioni verso le cale, sono escursioni medio facili. Golorizè per esempio non la reputo facile ma neanche difficile. Cala Mariolo un po' più impegnativa, Cala Biriola ancora di più, Cala Sesina invece è molto facile, come Cala Luna. Ci si possono raggiungere tutti da quest'altopiano, dall'altopiano dove siamo noi, dall'altopiano di Golgo. Però poi abbiamo anche trekking itineranti che fanno parte di tutto il golfo di Orosei, che partiamo da Santa Maria Navarrese con il trekking più difficile d'Italia, che si chiama Selvaggio Blu. Le persone che arrivano qui in questo momento, tanti sono quelli che arrivano per fare il Selvaggio Blu. Abbiamo già superato abbondantemente le 2000 persone. Tenete conto che queste 2000 persone sono concentrate in 5 mesi. Però vengono tantissime per fare tutte queste escursioni che dicevo per il mare, che arrivano dall'Italia ma da tutta Europa. Adesso iniziano ad arrivare anche gli americani, ne abbiamo già visto diversi. La cooperativa Golorizè offre escursioni a piedi, quindi alle guide titolate, a fuoristrada, a un ristorante, a un bar, alle strutture, a delle camere, a un campeggio, un'area attrezzata, più che campeggio un'area attrezzata dove ci si possono mettere le tende eppure che ci si possano appoggiare anche i camper. Adesso iniziano naturalmente ad aumentare sempre i numeri, ma i numeri sono tantissimi sulla costa e queste spiaggette forse sono sovrannumero, ma sovrannumero e quindi tanti gommoni, tanti barconi. Qui bisogna veramente studiare un sistema per che siano un po' più protette, no?
bisognerebbe più sviluppare dall'entroterra in modo che poi sia un turismo sostenibile, perché con questo via e vai di barconi e di gommoni siamo sull'eccesso. Ecco. Quando parliamo di territorio, naturalmente di progetto, il progetto va sviluppato. Noi abbiamo questo territorio bellissimo che si presta ad escursioni itineranti. Non sempre deve essere per forza con lo zaino sulle spalle e mettere la tenda, possiamo fare dei trekking itineranti appoggiandoci agli ovili, dove gli ovili, che stiamo toccando un ramo molto importante, dove il pastore ci darà ospitalità ed è uno dei primi custodi del territorio, oltre che troviamo il cibo a chilometro zero. Queste sono le basi di un progetto. A Ulassai facciamo un lavoro importante per tutelare, valorizzare e consegnare anche al futuro questa straordinaria eredità dell'artista Maria Lai che residente, nata qui nel paese, ha deciso nel 2006 di costruire un museo con una collezione di opere che ha donato alla sua comunità. Questa opportunità è stata per il paese trasformativa, perché attraverso l'investimento nell'arte è nato un polo museale che ormai festeggia 20 anni e che in qualche modo ha insegnato anche alla comunità che possano esserci altre vie per sopravvivere in un piccolo centro dell'isola, attraverso l'arte, attraverso le opere che l'artista ha realizzato nel territorio urbano e quelle che ha donato poi alla Stazione dell'Arte. C'è un flusso di visitatori, diciamo, internazionale, crescente, che raggiunge Ulassai, scopre anche la meraviglia paesaggistica dei Tacchi d'Ogliastra, in cui Ulassai si trova al centro, e scopre soprattutto le vicende di un'artista immensa che ha lasciato un'eredità importante, non solo un'eredità in queste opere che sono esposte stabilmente nella collezione permanente della Stazione dell'Arte, ma anche una eredità nelle intenzioni dell'artista di attivare attraverso questo luogo speciale che appunto si chiama Stazione dell'Arte un transito, un arrivo, una partenza di nuovi percorsi artistici ed è questo che cerchiamo di fare attualmente al CAMUC e alla Stazione dell'Arte. La Stazione dell'Arte è anche un centro di produzione artistica e culturale, l'eredità di Maria Lai quindi si incrocia, dialoga, si intreccia con quella di artisti contemporanei che abitano questi spazi per residenze artistiche o per mostre temporanee. La nostra volontà quindi è quella di tenere un museo vivo, aperto, in cui anche le opere stesse dell'artista vengono continuamente rimesse in gioco in un continuo percorso in divenire. Legarsi alla montagna, l'azione artistica del 1981, è stata l'opera che in Vecchiaia Maria Lai considerava l'unica che meritasse di essere ricordata, la più importante di tutta la sua produzione. È stato un fatto straordinario perché Maria Lai è stata un'artista immensa anche proprio perché ci ha lasciato un'eredità importante, ci ha insegnato che al centro dell'arte ci sono le persone. Maestra dell'arte relazionale, ha costruito questa azione collettiva insieme a tutti gli abitanti del suo paese, un rituale speciale in cui sono pieno di parità con l'artista, tutti giovani e anziani hanno partecipato nel costruire una simbolica connessione tra tutte le case del paese e la montagna di Ulassai. Ulassai, grazie alla Stazione dell'Arte e ai nuovi spazi del Museo CAMUC, si apre alla produzione di nuove mostre d'arte contemporanea e anche all'attivazione di un turismo culturale per il territorio. Durante la primavera e l'estate oltre 12.000 visitatori hanno frequentato la mostra a Mirò Incontra Maria Lai, in cui abbiamo unito gli universi espressivi di due artisti straordinari, costruendo per il pubblico un percorso speciale che è stato davvero apprezzato. Ulassai non è solo arte, ma è anche lo straordinario paesaggio in cui ci troviamo immersi, che dà forma anche a un turismo speciale, attivo, per esempio quello della scalata. Forse i primi scalatori sono arrivati nel 1981 con legarsi alla montagna per attaccare quel filo alla montagna del Tacco, ma oggi c'è un flusso internazionale di persone che vengono a Ulassai per la specialità di questo territorio. L'attività in vigna nasce da quando avevo 14 anni, che mio padre mi portava in vigna
ed è continuata quando ho incontrato il mio compagno, anche lui è appassionato di vigna, di vino, e abbiamo deciso di buttarci, di tentare in questa cantina, in questo 107. Cantina prende il nome dalle tenute 100 e pruso. 100 e pruso in italiano vuol dire 100 e più, quindi un augurio a tutti i centenari che sono a Perdas, a quelli che ancora non hanno 100 anni e che auguriamo che facciano 100 anni. Invece la bottiglia prende il nome da 107, la nonnina più anziana di Perdas, della famiglia Melis, che la famiglia Melis ha vinto un Guinness per la più longeva famiglia al mondo, non in Europa, al mondo. Perdas ha anche un altro Guinness per la concentrazione più numerosa di centenari. Ha avuto contemporaneamente 9 centenari in vita. Particolarità di questo vino è sicuramente la lavorazione, tutta manuale, cercando di rispettare l'ambiente e quindi usando il meno possibile dei prodotti chimici. Se il tempo ce lo permette proprio non ne usiamo pochissimo. La qualità, quindi non la quantità, e poi vendemmia manuale, vinificazione controllata, imbottigliamento lo stesso tutto manuale, seguiamo tutto noi, quindi cerchiamo di farlo il più genuino possibile. Lavoriamo e coltiviamo solamente uve 100% Canonau. La nostra filosofia è cercare di fare un prodotto sano, limitato e buono. Poche bottiglie buone per enoteche di nicchia e non per le grandi industrie. Perché noi vogliamo che quando il cliente acquista una bottiglia di vino si deve sedere a tavola con calma e gustarlo. Io e il mio compagno abbiamo deciso di iniziare questa avventura perché non ci piaceva vedere i terreni che abbiamo ereditato dai nostri genitori abbandonati. Poi, avendo anche figli nostri, stiamo cercando di portare avanti questa azienda per comunque lasciare un futuro anche a loro. Io nella vita ho fatto anche altro, non ho sempre fatto la vite, l'agricoltura, ho fatto anche altri mestieri, barista, call center, però niente, la passione era la vigna e sono tornata comunque anche grazie al mio compagno, che anche lui è molto appassionato, siamo tornati a lavorare la vigna e adesso è il nostro lavoro. Il riconoscimento che ha avuto quest'anno Cala Galorizia di spiaggia più bella del mondo è allo stesso tempo un onore ma anche una grande responsabilità. Si inserisce nell'ambito di quelle che sono le politiche che il Comune di Baunei sta adottando da oramai 10 anni, è quella di aver introdotto, primo comune italiano, il numero chiuso nelle spiagge, che a noi piace definirlo numero comodo perché è più inclusivo, perché significa che ognuno può avere il giusto spazio, ma il giusto spazio che non va ad invadere gli spazi degli altri. Però Baunei non è soltanto Cala Galorizia, abbiamo tante altre bellissime attrazioni sia a livello di spiagge, di piccole cale lungo tutto, diciamo così, il versante del litorale della costa di Baunei. Unitamente al mare abbiamo tante altre attrattive all'interno del nostro territorio, per cui c'è l'altopiano del Golgo, che è da dove, diciamo così, per noi è il centro di tutte le escursioni che dalla montagna arrivano al mare, perché tutte queste spiagge possono essere raggiunte anche tramite dei bellissimi percorsi e circuiti escursionistici, anche di media a bassa difficoltà, non per forza ci sono le strade o comunque gli itinerari sono per gli arrampicatori professionisti. Il segreto della Terra dei Centenari risiede secondo me in tante piccole cose, tanti piccoli elementi che poi portano diciamo così, a questo grandissimo risultato, che sicuramente c'è l'alimentazione, c'entra sicuramente la genetica, c'entra anche
il dare il giusto valore ai rapporti umani. Qualche minuto fa, soprattutto anche il valore della famiglia. Qualche minuto fa la nostra cara centenaria zia Antonietta, quando le è stato chiesto che cosa voleva, ha fatto riferimento alla famiglia. La famiglia, perché avere una famiglia unita. Quando lei ha detto cosa vuoi, voglio la famiglia che va d'accordo, quindi l'unità della famiglia è un valore fondamentale che va ad arricchire quella che è la nostra società, è una società di persone, non una società di persone, e quindi c'è il vincolo che viene naturale col vicino di casa, piuttosto che col parente più o meno stretto, per cui ecco, far parte di una comunità piccola ma unita è il segreto, uno dei tanti segreti che per arrivare a 100 anni. Negli ultimi anni l'economia baunese si sta un po' trasformando, perché sta prendendo e accogliendo quella che è la vocazione turistica, e quindi l'accoglienza sotto tanti punti di vista, il settore della ristorazione, del settore alberghiero, il settore ricettivo in generale. Allo stesso tempo però abbiamo anche un'economia tradizionale che è sempre presente e che speriamo si sviluppi di più, perché comunque entrambe le tipologie di attività devono andare di pari passo. Dal punto di vista economico-sociale la nostra comunità è sana, sta reggendo quello che è il forte calo di natalità che purtroppo si subisce in Sardegna e forse in tutta Italia. Abbiamo nuovi residenti che arrivano anche da altre parti dell'Italia, o anche ci sono anche di altre nazionalità, per cui da quel punto di vista non mi spaventa tantissimo. Dobbiamo continuare a offrire occasioni di crescita affinché poi le persone vengano, rimangano, e soprattutto poi le nuove famiglie possano trovare ampie soddisfazioni nel vivere nella nostra comunità. Cala Mariolu, uno dei posti più belli del mondo, dove è il trionfo e il tripudio della natura. Una delle coste più belle d'Europa e del mondo, perché c'è un'antropizzazione molto bassa. Qui gli sbocchi al mare per circa 40 km non ci sono strade, quindi sono rocce, natura, dove gli sport sono il climbing, dove il falco, c'è ancora il falco pellegrino che nidifica in queste rocce, e queste spiagge ci si arriva solo in barca. Tanta gente, perché sono diventate famose, e infatti adesso giustamente il comune di Baunei ha messo il numero chiuso, si arriva con i gommoni fin vicino alla riva, ma chi arriva alla spiaggia deve arrivare a nuoto. Sopra le spiagge, che sono tutte spiagge meravigliose, appunto da Golorizè a Cala Sisini, a Cala Mariolu, Cala Luna, famosissima Cala Luna, sono le più belle del mondo, ma c'è anche la natura sopra le montagne, per cui il Selvaggio Blu è uno dei sentieri più belli di trekking di tutta l'Europa, che attira molta gente, ed è una forma di turismo molto ma molto importante. Il Circolo di Magenta e il CSCS di Milano hanno il meritorio compito di valorizzare la Sardegna attraverso i diversi territori della Sardegna, per cui questa mi pare che sia la quarta o la quinta puntata, dal Sulcis al Cagliaritano, al Nuorese, all'Oristanese, e alla fine avremo il mosaico di quella che è la Sardegna come natura, la Sardegna come turismo, la Sardegna come economia, la Sardegna come agricoltura, la Sardegna come pastorizia, cioè la Sardegna nel suo complesso. L'Ogliastra ha una grande fortuna, che è quella di avere un bellissimo territorio. Io abito in campagna per Dasevogu, in una campagna dove, lo dicono gli entomologi, non io, ci sono gli insetti marcatori ambientali, cioè che vivono dove solo l'aria e l'acqua sono purissime.
Allora, questa bellezza della natura è chiaro che è legata al turismo, è chiaro che è legata all'agricoltura, alla viticoltura, a tutto ciò che è il prodotto terra. Però il prodotto terra di oggi non è il prodotto terra di ieri, ci vuole l'innovazione e l'innovazione in Ogliastra c'è. L'Ogliastra ha bisogno ancora oggi e sempre più di cultura, ne hanno bisogno gli amministratori locali, gli amministratori comunali che devono pensare in grande. Uso una frase del compianto vescovo Monsignor Pisedo, dice bisogna volare alto, bisogna volare alto. Chi è che vola alto? Quelli che studiano. Dobbiamo produrre in Sardegna. L'Ogliastra può produrre, può sfruttare meglio la terra, può sfruttare meglio i suoi paesaggi. Sono delle bellezze che vanno valorizzate, ma non con guide turistiche qualunque, con guide turistiche che conoscano la geologia, la flora, la botanica, che parlino inglese, francese, anche russo e cinese, perché sta cambiando. L'Ogliastra ha delle potenzialità per poter vivere di se stessa. Certo, con la scienza. Siamo sardi, ricordiamoci di un nostro padre, di un nostro fratello, Antonio Gramsci. Istruitevi, istruitevi, istruitevi. Serve in ogni settore, dal meccanico, dal carrozziere, dal fabbro ferraio al calzolaio. È necessario, come faceva Pedrito a Caracas, che è passato da una piccola bottega di Perdasevogu alla Zapatera Industria Mormino di Caracas, che aveva 28 dipendenti. Ecco, bisogna crescere, credere nell'industria che si può fare in agricoltura, in turismo, nella pastorizia. Io credo molto alla pastorizia e all'agricoltura, però l'agricoltura e la pastorizia di oggi devono essere professionalizzate. Quando io penso alla Sardegna, che a Sugologone ha l'orto vicino al ristorante e i turisti mangiano dentro l'orto. Questa è l'innovazione che dobbiamo fare, utilizzando le conoscenze del passato, utilizzandole come quella dei Crugioni fatti a mano, però studiando. Oggi guai se noi ci chiudiamo dentro il nostro nuraghe, dobbiamo vivere nel mondo e per il mondo, comprendendo le esigenze dei turisti. Il sugo erano pomodori, siccome avevamo l'orto e avevamo anche il pomodoro, e allora si faceva un bel sugo di pomodoro così, anche qualche volta la conserva si comprava, però più che andava era il pomodoro. Magari adesso forse non ce n'è orti così. La carne si faceva, quella di brodo, di agnone, agnello, si faceva il brodo. Si metteva l'acqua e poi si metteva, quando si riscaldava si metteva questo pezzo di carne e si faceva bollire piano piano, si faceva il brodo e la carne a mangiava per secondo. Avevamo il maiale in casa, le mettevamo, andavamo in campagna a portare l'erba per il cane, per il maiale. Cosa devono fare questi signori per arrivare a 100? Vedi i mestieri che fanno. Andare a lavorare, diglielo come hai detto a me. A lavorare e basta. Saluta quelli di Milano, salutali tutti. Tanti saluti tutti i parenti che ti ho a Milano, nipoti, i cugini, zio, e sorella ancora.